Certo che, a parte i miei vicini che io peluche, vararei, salutarei, che si sono alzati presto perché, vabbè, si alza presto perché invece, ma tutta sta gente, no? Che gira per strade alle 6 della mattina, quindi vuol dire che si sono alzati alle 4 e mezza, 5, ci hai capito? Perché fatti la barba, lavati, vestiti, fa coesione, eccetera, eccetera. Questo per dire, stringi. Osserva anche queste cose e apprezza la tua vita nel caso in cui tu magari te alzi alle 7, 8 e 9 della mattina, ok? Perché se tu ti alzi sempre alle 7, 8, 9 della mattina per te è una cosa normale, non c'è nulla di bello, anzi può essere una rottura dei coglioni. Comunque vabbè, il succo è che non c'è niente di bello. Se invece osservi e dici, cazzo, ogni tanto guardare qui che sta peso, poretti, che tocca alzarsi alle 4 e mezza, 5 della mattina, come quando facevo io quando andavo a scuola a Mestre. Porca puttana, vedi come già inizi la giornata da privilegiato, ti senti fortunato, come avessi vinto un angolino di lotteria, no? Com'è bello far la van life da Trieste in giù. Mi si è gonfiata parecchio la tetta. Ansia per quando arrivano questi risultati dell'ago aspirato. Che sì, possono essere brutte malattie, come una cazzata, hai capito? Quindi aspettare tutti questi durita. La van life alla lì di Punta di Piave. Guarda se modi e fare la van life qua. E tu? E qua tutti fa van life fuori da lì e poi mica rovina tutto. Con Pulmin. A Pulmin Life. Se devo fare la van life, Ciano? Sì. Censura Ciano. Eccole qua, guarda che bel postesino per fare la van life. E se si arriva subito di corsa perché la vita mia è sempre il posto meglio. Io sfrutto il fatto che Pulmin si è gemellato, non che c'è trazione posteriore, non che c'è un cazzo andare sui sassi alti e mi metto a fare la van life qua. Che è il discorso? Ah, che bene, che pulito. Ah, i posti nostri. Così dico pura rassa Piave. Sto qua è Piave. Allora Pio. Ah, aspetta, ascolta, vedi perché... Guarda che rassa dei mestieri. Chi ne presta, ragazzi, vedi tu? Essa gentile, guarda. Anche l'acqua bisogna ringraziare Miller. Guarda che mestiere. Attento, guarda che mia si gira. Sta attento che si gira. Ah, che si gira. T'ho detto a me che si gira. Ti non mi ascolta. Mattina vedo. Vengo su, cara! No, ma qua mi affitte. Ah sì? Questa buona. Devi fare il viso. Oh, adesso collaudo a sedia che mi regali i miei tu preferiti. Sì, ma Nova de Bain, io gli ho detto 1000 volte di no che non la volevo, perché dopo che non passo per l'approfittatore, eccetera, perché de carattere rifiuto sempre ogni offerta, ogni regalo, però dopo insomma me l'hanno presa lo stesso, quindi ovvio che una volta presa lo stesso ovviamente ringrazio e apprezzo, poi ovvio che ringrazio e apprezzo, ovvio. Oh, guarda che spettacolo, a parte il poggiatesta, il poggiabicchiere, che loro hanno detto che avevano pensato subito a me appena hanno visto il posabicchiere, ma attento a una roba, ecco, questo mi pare un giusto collaudo per collaudare sta sedia, ok? Mi pare bene, mi pare giusto. Adesso che mando una foto. È proprio una bella cosa. Di solito no, non è vero che sono contrario, però di solito preferisco Oscurazzano. Ciao, non manca Dio, caro. Eccola. Di solito preferisco fare attività fisica, un qualcosa di esplorativo, andare a visitare, eccetera. Ma ogni tanto ci vuole, come ti dico, il discorso dell'equilibrio e relax. Vabbè, da te camera ferma al centro, ecco, Oscurazzano al centro. Per cambiare e dare il giusto valore poi al fatto di esplorare, di andare in giro in bicicletta, eccetera, no? Un po' il discorso che si è di culturisti, pompa, pompa e pompa, ma tra una serie e l'altra devono lasciare cadere le braccia, no? Cioè devono star fermi per recuperare. E noi qua abbiamo voluto apprezzare questo weekend, veramente star sentati da mattina a sera, mangiare, beva e basta. Bevo così. Bello, bello, ogni tanto è bello, No, esperimento cinofilo, ok? Questo è rivolto agli appassionati cinofili, che non sei qui di film, qui sei cinefili, sei un'altra roba. Volutamente per fare questo esperimento gli ho dato da mangiare molto abbondante, ovviamente avanzato, ok? E parliamo di carne, no di crocchette, Nonostante nella sua ciotola ci sia il cibo avanzato, è qua che rompi i coglioni, ok? Quindi i cani sono così, c'è poco da fare, cioè non è che dici ha fame, poveretto un cazzo, è così. Aspetta, perché con uno mi dice guarda qua sta attento, ok, cosa? No, non fate male. Ah, con l'anello! Cazzo, che robe!
Basta, adesso prova altri pubblico. Fea fatta, c'è come gli inglesi, cioè, Sposatevi per questo. La fede serve a qualcosa. Esatto. Ecco perché si sposa, adesso ho capito. Anche lui che la sposasse. Vedete, cazzo ti sposi te tanto dopo ve muoio. Betta, Invece abbiamo trovato la ragione, Betta, abbiamo trovato dell'apri bottiglie, adesso ho capito, Dio caro. Aspetta, perché è da tanto che non facciamo i tutorial e quindi credo sia importante. Il professor Francesco oggi ci insegnerà come innanzitutto, cioè, perché vedi, quando non sei dentro a una scuola, ok, che sia una scuola di pensiero, che sia una scuola di mestiere, non vedi le 1000 sfaccettature. Cioè non è che lui adesso ti fa il tutorial di come servire il poeastro, il cadavere del poeastro, non è niente. C'è il livello di cottura, c'è il discorso della speziatura, fagli vedere il rosmarino che abbiamo messo, la quantità, le proporzioni, i colori, cioè c'è un'infinità di cose che creano questa scuola del poeastro. La panza che uno ha. Quindi sì. L'importante è lei che si cucina. Ok, però facendo una cosa diciamo a livello di esatto, easy, il tutorial su come fare il poeastro. Lei prima di tutto avere un polastro ok. da cucinare. Secondo avere una piastra dove cucinare. È vero, E vero. terzo, servire in tola quando che le cose. Fa vedere? No, fa vedere come ma neanche a me non so come si fa. È importante queste robe perché anch'io davo per scontato che non serviva certe robe. Qua così, Ok. finisce e ognuno si prende il suo pezzettino. Finito adesso. Sì. Ok, Sì, buon. se no, se vuoi ti faccio anche il tutorial. su No, come pagamento, servirlo, no, come ho che chiesto. quello è un plus, cioè. Tu è ti un fai bonus. bravo il tutorial e dopo il resto a pagamento. Ok, buon. Amo, come ben sai, la filosofia, la psicologia e la storia per capire me stesso e tutto ciò che mi circonda. Però guarda che tra i miliardi di filosofi e pensatori quel povero pirla di Epicuro, secondo me, magari sbaglio, è quello che ci aveva cannato più di tutti. Esatto ragazzo, mangia, bevi e tromba. Io ho paura che è così, ho proprio paura che è così, cioè goditela più che puoi. Vai, ciao Amy, ciao, dica, Amy, ciao Amy. Dov'è Amy? È là? Parla Amy, ciao Amy. Dica ciao Ciano. Guarda, ciao. Attento a coda Ciano perché hai un frustino sta coda. Nuove generazioni, io veramente non vorrei essere disfattista nei vostri confronti, nei confronti del vostro mondo, della vostra realtà, del vostro tempo, però confrontiamo un attimo le vibrazioni, i contenuti dei nostri tempi con ciò che avete voi adesso, la trap, per carità, non faccio nomi dei cantanti, con la vostra attualità. Quanto è estrema la differenza? Provate a mettere nella bilancia le due cose e poi raccontatecela. Dico ciao, preso il camper, modificato. Adesso caro, adesso basta. Ho detto ciao, bombolette. Quante scurese che E il metano non fa più. A tutti i bigisti da trappo, Dio caro, solo sapere di bigis. Che andiamo a vedere un attimo, senza occuparsi, un attimo, il torrente. Singono i vertigini, dove finire? Ma che cazzo mi so, è sparito tutto in un colpo, Dio caro. Un cin cin. La vastità del cazzo che me ne frega. Dedicata agli haters, gli haters era uno per carità di Dio, però per me insomma, come dire, ve una zecca in tel corpo, vigine diese, è sempre una zecca, è sempre un problema, hai capito? Ok? E non dico altro, non ci investiamo altro tempo, va bene così. Fermo, voglio fare questa rappresentazione storica di come l'uomo di Neanderthal apriva le birre in bottiglia, cioè usava questi sassi, vedi, faceva leva, già da allora scoprì il principio della leva, il quale consentì di partecipare a questa scuola di geometria, la quale ti consentiva al suo tempo di
di partecipare alla scuola di Socrate, ok? Il quale c'era scritto all'ingresso: se non avevi il diploma di geometra non potevi iscriverti, partecipare, ok? Quindi tutto nasce verso una birra con sasso, cioè è il succo del discorso. E quando si hanno le prime testimonianze dell'uomo erectus durante le grotte geroglifici? Lo sapete? Quando hanno aperto, No? Quando ha visto la prima donna è vero? a 90. È vero? È Gavagnolo Erectus. Quindi vedi, noi ti abbiamo posto nel tavolo la genesi di tutta la conoscenza e la filosofia che, esatto, che parte proprio da stappare sta bottiglia di birra con sas. Bottiglia di birra. Esatto, tutto torna. Infatti, Esatto, il primo uomo era spagnolo. ovvio. Dopo gli è venuti da qua e è stato tutto un... Un disastro. Allora, gentile pubblico, lo censuro per un discorso, guarda come che le concentra. Allora, Ciano ci farà il primo tutorial, che è una cosa che da anni menzioniamo ma nessuno l'ha mai spiegata, su spacca bottiglia. Vai Ciano, bravo, bravo, spacca bottiglia. Ara là. È ammazzo famiglia. No, mazzo famiglia no, le pizzerie in Poreto. Vabbè, come Luca Carboni in quella strofa che diceva che a dottrina avevano un dio severo e noioso e tutti quanti perché. E cioè, io ho rivisto in quel perché di Carboni l'espressione di Ciano che dice: ma perché non passeggiava la mia birra? Stessa roba. Marco ha un Adria, sì, un Adria furgonato, dai Marco vieni via con Yuri con le puntine. Marco, Non dai, posso un sparare Adria, tutti a mari. sai, furgonato ce l'hai, vieni via con Yuri, vieni con le puntine. Prima era un più tecnica, era un più dei modelli, dei anni, degli accessori, ma sembra... No, per un cazzo è l'attimo culturale. Allora, censura Ciano e là Ciano sta fermo, se no mi tocca spostare roba della censura. Allora, no, vabbè, un attimo di una parentesi, no, Poreto, là, una parentesi culturale linguistica. Ora abbiamo nell'antica lingua veneta l'usatissima, in quanto utilissima frase: ho le caviglie, diciamo, arrossate, nel senso abbronzate, ok? Sì. Un tempo si diceva, cioè la lingua originaria diceva, Paunaze caice. cioè o e caice paona. Paunaze. Che bello. Paunaze. Cioè, ma la Spagnola. Ma la senti l'enfatizzazione sulla la Z, cioè che ti descrive il livello di scottatura delle caviglie. Mentre dire ho le caviglie arrossate, uno ti dice vabbè che cazzo me ne cioè, Esatto. va a fare il culo, cioè va, va fatto. fatto, esatto. E caice paunaze. Esatto. Cioè, sono molto arrossate. infatti quello che io veramente voglio far capire del Veneto è che la quantità di enfasi che tu metti nella Z sta a significare il livello di abbronzatura che tu hai delle caviglie. Se uno è ustionato e sono paunaze. Sì, esatto, vedi? Cioè ho un ustione di primo grado, che cazzo me ne incula? Cioè cazzi tuoi? Mentre ho e pauna, esatto, e uno si preoccupa e dice madonna, ma è stato fatta, tu capisci? Tutto sta nella Z, nell'enfasi che metti nella Z. Io non credo, senti la fisarmonica la Marilena che accompagna questi miei versi, queste mie riflessioni. Io non credo nella fisionomica, che non è una scienza, come è stato ampiamente dimostrato dagli studi del passato. Non credo nel linguaggio del corpo, esatto, Marilena che mi segue in questo ragionamento, che veramente credo che sia una pietra miliare aspetta, perché suona un film briago del nostro rendersi conto di ciò che succede. Però secondo me, insomma, stringi, ok, se mette così, quei gambe accavallate, questa cosa le un fianco a te, insomma, cioè, è il succo. Oh, my shoulder, sarebbe a spalla. Sì, ma come che ti ha fatto, cioè, capito? Qui, ok, essendo per la prosemica, essendo per no, prosemica, a fisionomica e via discorrendo, comunque è una scena abbastanza... Scusa, ma shoulder non è il corpo? No, è spalla. Ma è la shoulder, testa e corpo? No, shower le a doccia. Shampoo per spae. Ma sì, Dio caro! E a Pellegrini. On my shoulder.
La spalla. Head and shoulder. On the shoulder. No, shower, ma no, la doccia, shower. Tutto ha un Ma no, senso. spara. Mone. Ah. Shower, shoulder. Shoulder. Compagno di... Ma perché? Oh, se Per fosse la parla schiena con me e che per te le- mangi qua, altro che McDonald's, io Per la caro. gloria. No, per la gloria, per le spalle. Per Le quello cortine del Pellegrini mondo, che dico corsi ma di inglese, shoulder. livello imbriaco. Ian Adams, The Summer of 69, che suonava. Non so, sta cosa che io ripeto ogni tanto va fatta. Il contrasto, ok? Nella tua vita devi provare il contrasto. Quindi alla vita frenetica tu devi contrapporre veramente al non fare un cazzo da mattina a sera. Poi, una volta fatto questo, puoi fare la via di mezzo, tipo andare a fare la gita, il giro in bicicletta, eccetera, eccetera. Ma ogni tanto veramente ci passa 2 giorni, un weekend mi sta sui coglioni, un fine settimana, 2 giorni a far niente, fidati che è tutta salute per la mente e per il corpo. Prova. Niente, sacrifica, costa 2 giorni, madonna, costa domando, prova. Buonanotte ragazzi. Ma è venuto in giro a Betta con i buoi. Sì, ma dopo un'ora anche distrutte, non sente più le gambe. È troppo piccola. Il bue è una moto che fa all'Harley Davidson, Mi fratello che ha tolto il GS 1200 al tipo vento. quelle Olfo il GS, tipo. Siamo andati via mezza giornata con quello. Tutti e 3 col GS, tu capito? A volte provo a immedesimarmi negli altri. Quindi per immedesimarmi con Diego Martini, dovrei, a parte Zavaghe a Buel, ma là li anche buoni offendersi, mettermi appunto nella sua sedia stravaccatissima, ok? In questa sedia io, con un po' di fantasia e concentrazione, mi sento Diego, cioè impersonifico, come chi è che era, madonna? No, Don Miguel Castaneda che in un suo libro, diciamo, faceva intuire il fatto che lui poteva entrare in diverse personalità, ossia autoconvincersi di essere vecchio piuttosto che giovane, piuttosto che una persona con altre caratteristiche, e pertanto da questa autoconvinzione partiva poi l'automatica risposta comportamentale a proseguire questa strada, ok? Quindi io ora, impersonificandomi nel Diego Martin, solo con l'aiuto della sedia sto vivendo in questa entità, in questa realtà di Diego Martin. Non lo so, cioè sto scavando nella profondità del Martin, ma non trovo un cazzo, Dio caro, e se io scavare trovo solo che sassi, Diego, come... Aspetta, forse sono io scavare. Perché c'è una sedia da Padova? Sarà che sono imbriaco? No, perché c'è una sedia da Padova. Ah. Perché c'è le luci I colori, e i sassi. Babbo Natale, I sassi. Senza dir nulla, mi soffermo sulla semplicità del dire è interessante significa, insomma, è interessante, punto, stop, visitare le trincee che ci sono in tutto il Trevigiano, lungo il Piave, delle parti di Valdobbiadene. Adesso siamo in zona Ponte di Piave, ok? Per provare a rivivere un attimo ciò che si era vissuto un tempo, perché noi ora vediamo tutto un gioco, vediamo tutto facile, ma pensa a te, qualche decennio fa, questa cosa qua era orrore, non era per nulla un gioco. Però immaginarti dentro, è facile giocare a Call of Duty, fare te sul serio sta roba, con pezzi di cervello che saltano, amici che ti muoiono, prova a farlo. Ah, Dio One Life, mamma mia che giornata bellissima, adesso non è finita, noi andiamo a farci una dozzetta, c'è manco mica, su un sludrone, veloci piedi e dopo continuiamo. Una cosa che voglio ricordarti, no? Perché non è una cosa che ho io, è una cosa che hai anche tu o molti di tu, no? Gli amici, quando hai dei bellissimi amici, perché a te è vero che con i miei amici parliamo di tutto, per carità di Dio, svisceriamo ogni l'angolo della psiche umana e ogni tematica, però è bellissimo quando stai con i tuoi amici, quando stai bene senza dir niente, cioè quando tu sei felice anche stando zitto, allora significa che veramente hai dei begli amici, un po' come il cane,
Cioè, col cane non è che devi interloquire, parlare, chissà cosa, ok? Però quando stai bene, che percepisci questo senso di benessere, stringi, benessere, vuol dire che è proprio un buon amico. Nel mio caso poi sono molto fortunato, perché si parla sempre al plurale, di buoni amici. PT, CGP, titesi sempre al primo posto. Boom, allora, entriamo in bagno del Singano. Allora, fammi pensare un attimo. Tagga luce, tagga anche che altra luce. Allora, sarebbe da fare la doccia, no? Però converrai con me che, per carità, ripeto, il Puntino al Mondo non è un canale omofobo, però insomma è abbastanza omosessuale il discorso che ti resti vieni dentro con mi fa la doccia, ok? Quindi, come da sempre ha insegnato l'antica regola singana, che veramente è un aforisma importantissimo. Minta il mio, tinta il tuo. Cioè sembra una cosa così semplice, banale e anche abbastanza disfattista in senso generale. In realtà no, è una cosa molto importante. Minta il mio, tinta il tuo, evitiamo rotture del coglione, ossia che è una sorta di prevenzione. Quindi quella da fare la doccia, minta il mio, tinta il tuo, non ti filmo la doccia, ciao, arrivederci. Allora, no, ardissimi a fare il video che mi fa la doccia. No, ma guarda che una volta ti ho fatto, sì, ma non era il biribicchio fuori, cioè era un video che così. Secondo step, mi sono embriaco, però avevamo programmato storno a fare un casso party, che è una roba. Ti ho ripetuto, ogni tanto va fatta. Ci sta. Magari non sta imbriagata massa, ma star là a far niente, a mangiare e bere ci sta. Attenzione, nel caso in cui dovesse essere sempre grigliata, bevuta, ubriacatura, focherello, in quel caso, come diceva il mio vecchio professore di tecnica, vai pure davanti al cimitero, prenditi una sedia e aspetta. Però, per il discorso che ti ho fatto più volte dell'equilibrio, ok, del riposo prima della serie che fai in palestra, eccetera eccetera, ci stanno anche questi momenti di nulla, di riposo, per poi affiancarli ad altri momenti più costruttivi e pieni. Continuano ad arrivarmi email. È bello perché in merito alla chiusura del canale tutti state dicendo la stessa cosa, quindi io credo che quando tanti dicono la stessa identica cosa bisogna probabilmente fermarsi un attimo a riflettere. Effettivamente tutti dite sì, ok, capisco la difficoltà e tutto quanto, però se uno su 1000 è stupido, non è che devi chiudere tutto per uno. Ho ragione, è un po' come quella volta il sindaco di Jesolo voleva chiudere le spiagge eccetera perché magari c'era un ubriacone, no? O vietava di prendere la birra la sera. Effettivamente io sto facendo lo stesso errore del sindaco di Jesolo quella volta, effettivamente. Però in preda, diciamo così, agli impulsi, un po' alla rabbia, quella è stata la reazione, tra virgolette, immatura, nel senso, la reazione istintiva. Continuerò a bannarli, però ragazzi, per carità ce ne sono pochissimi di haters, uno ogni 4 mesi, 5 mesi neanche, però per me è troppo, cioè uno che cerca di condurre una vita al meglio senza rompere il cazzo a nessuno e dando tutto a gratis, un hater ogni 5-6 mesi è tantissimo, hai capito? Perché è proprio immeritato. Più un'altra cosa, è vero che non lo faccio per le visualizzazioni, però sempre meno visibilità da parte dell'algoritmo, eccetera. Capire che dopo la minima stronzata, al minimo hater, uno dice ma per chi cazzo lo sto facendo sta roba, hai capito? È normale, è matematico. Poi mi consolo perché vedo gente molto più, come si dice, meritevole di me, gente anche in teoria molto più famosa di me perché ha lavorato su Italia 1, insomma su canali importanti, che ha il canale YouTube e ha molti meno iscritti di me, quindi sì, per carità. Però insomma sta storia dell'algoritmo che fa le cose un po' alla cazzo, che dà i numeri a chi fa le stronzate e li toglie a chi dice le cose intelligenti, mi rattrista un po', ecco, mi demotiva, ma vabbè, insomma, viviamola lo stesso così. E guarda che organizzazione, è il fuoco semi-ecologico, ossia sì, per carità aumentiamo la CO2 nell'ambiente, però non siamo busi di erba, parterre eccetera eccetera, perché in apprestà è strafante ecologico qua. Non è tanto ecologico, è una questione di rispetto, e che dopo quelli che arrivano non trovano tutte le robe bruciacchiate da noi, giustamente, come che a volte là cosa eravamo nel lago
che ho detto ma perché hanno messo il divieto di fuochi, cioè mi sembra una cosa sciocchina. Poi ho capito perché ho visto che c'erano 50.000 fuochi, ho detto manco azienda fosse intelligente e fece un fuoco unico in te stesso punto. No, una volta io fa qua, una volta io fa là, ovvio che nel giro di qualche mese non esiste più l'erba, è tutto bruciato. La vecchiaia del CP lascia lì la carne da soldi, da un sacco di euro, una scatoletta, per andare a elemosinare i gnocchi al pomodoro. Guardati. Che belli inverno. Nota linguistico-culturale, adesso non so se è veneto, se può essere anche friulano il termine, il fogher, ok? Dalla mia deduzione che tutto ciò che finisce con R è ciò che fa qualcosa, tipo il beccare, eccetera, il fogher precisamente è il luogo della casa dove la gente si raduna attorno al fuoco, diciamo tra virgolette anche il caminetto, però non è inteso proprio come caminetto ma proprio come luogo della casa dove c'è il caminetto. Adesso io non vorrei inimicirmi i trapper ogni volta, con rispetto per carità per il vostro lavoro, però una semplice canzone che poteva essere tipo questo piccolo grande amore è capace di creare nella tua mente un film, ossia delle emozioni, delle immagini eccetera. Queste vostre canzoni, mi scopo la tua tipa in bagno, quelle cazzate del genere che fanno nascere il vomito e basta, non fanno nascere i film, secondo me. Provate un po' a cambiare. Cioè, sì, vabbè, qua è buio pesto, no, ma forse vedete qualcosa con il telefono. Allora c'è stato questa specie di grosso incendio, questi nuvoloni giganteschi neri, adesso abbiamo avvisato i vigili del fuoco e Cimadolfo, che data è oggi Marco? Che così vedremo poi cosa è successo. Oggi cos'è? Cosa siamo in marzo? Sì. Quanti ne abbiamo? Più o meno? 11 marzo. Sì. Dovrebbe essere questa Union Plast, sta fabbrica di gente plastica appunto, sì. Boh, qua se andai in letto tutti. Io andrei a letto anch'io adesso, al calduccio, sì, che bello. Ciao, arrivederci notte. La sua maglietta fina, tanto stretta al punto che immaginavo tutto. E quell'aria da bambina che non gliel'ho detto mai, ci andavo matto. E chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate, la paura e la voglia di essere nudi, un bacio a labbra salate, un fuoco, 4 risate, far l'amore giù al faro. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. E lei mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto, stretto. Ed io non ho mai capito niente, visto che ora
pure in mezzo a chissà che l'avrei riconosciuta. Mi diceva sei una frana, ma io questa cosa qui mica l'ho mai creduta. E lunghe corse affannate incontro a stelle cadute, mani sempre più ansiose di cose proibite, le canzoni stonate urlate al cielo lassù, che arriva prima quel muro. Non sono sicuro se ti amo davvero, non sono sicuro. E lei tutta ad un tratto non parlava, ma le si leggeva chiaro in faccia che soffriva. Ed io non lo so quant'è che pianto, solamente adesso me ne sto rendendo conto che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Mi manca da morire quel suo piccolo grande amore, adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo